Polizia Stradale del Veneto, buongiorno. Sì, allora le confermo che il passante di Mestre chiuderà questa sera alle ore 20 fino alla serata di domenica. Sì, può prendere tranquillamente la tangenziale di Mestre. Ritorno al passato nel prossimo weekend per coloro che si metteranno in viaggio sulla tratta autostradale Venezia-Trieste. Chiude per 24 ore il passante a causa dei lavori fra Spinea e Preganziol e migliaia di automobilisti dovranno necessariamente riversarsi sulla vecchia tangenziale di Mestre. Autovie Venete mette in guardia: non sarà un fine settimana da bollino nero, ma la giornata sul piano della viabilità potrebbe essere davvero molto calda. Chiuderà dalle 20 di sabato alle 20 di domenica per la realizzazione di una nuova stazione, un nuovo casello autostradale tra Preganziole e Spinea proprio sul passante. Il rischio è che possa crearsi una situazione caotica senza uscita. Per evitare questa eventualità, la Polizia Stradale del Veneto ha predisposto un piano di assistenza per gli automobilisti in transito per Mestre. È prevista una deviazione del traffico tendenzialmente sulla A57 tangenziale di Mestre. Abbiamo previsto un potenziamento dei servizi, quindi un maggior numero di pattuglie presenti sul territorio per fronteggiare eventuali difficoltà e chiaramente informazioni in tempo reale agli utenti mediante i pannelli a messaggio variabile e anche tramite la nostra sala radio compartimentale, oltre che la sala radio autostradale della concessionaria. Non sarà un fine settimana da bollino rosso o nero, sostengono gli esperti, ma si registrerà comunque un incremento dei volumi di traffico grazie a vacanzieri e pendolari della spiaggia. Il momento più delicato sulle nostre strade e autostrade sarà quello del rientro, la domenica sera. Il momento più difficile e più delicato sarà quello del rientro. Probabilmente sì, a partire dalle prime ore del pomeriggio fino alla serata di domenica.